Ok, ok.
Sì, hanno in capito, però di solito Sì, è io non ci sono una cosa è dire le cose, poi pubblicare su sì, sì. un'altra è che qualcuno non lo sa. I relatori a tavolo, grazie. A dopo. Aspettiamo un attimo gli ultimi due, tra poco iniziamo. Ancora 2 minuti, se non arrivano iniziamo. Buonasera a tutti, a nome del Comitato Core Bento del Margine contro la speculazione energetica, vogliamo ringraziarvi uno ad uno per aver accettato il nostro invito questa sera. Il nostro comitato, formato da cittadini del Margine, nasce un anno fa come reazione a quello che può definirsi un vero e proprio assalto alla Sardegna da parte di multinazionali interessate. Grazie alle favorevoli normative europee e a quelle del governo italiano ad accaparrarsi di incentivi derivati dall'installazione in tutta la Sardegna di impianti eolici inshore e offshore e di mega parchi fotovoltaici. Il Comitato Core Bentu ha organizzato nel corso dell'anno diversi incontri formativi rivolti alla popolazione e ha dato un apporto importante anche nella raccolta firme in favore della legge di iniziativa popolare Pratobello 24, organizzando banchetti di raccolta firme la scorsa estate. Ha partecipato inoltre all'imponente manifestazione a Cagliari durante la attuale. Le 210.729 firme raccolte sono state consegnate alla Regione. Ribadendo la nostra assoluta autonomia d'azione e di pensiero, anche rispetto alla scelta di altri comitati della rete Pratobello che hanno concentrato l'azione solo sulla questione della speculazione energetica, noi abbiamo aderito convintamente su voto, contribuendo alla raccomandazione per la modifica dell'attuale legge regionale che non riteniamo rappresentativa dell'elettorato della nostra isola. La domanda sul perché il Comitato di cittadini, nato per contrastare la speculazione energetica, si occupi ora del tema della dermatite bovina è certamente pertinente. La risposta, nella nostra visione, è semplice e limpida. Il nostro impegno è in favore della salvaguardia della nostra terra e dei suoi abitanti. Non vi è dubbio che gli allevatori e i contadini siano i naturali custodi del suo territorio, loro che la terra la vivono e che da essa traggono il loro sostentamento. È altrettanto chiaro però che più questa categoria perderà la sua forza economica, più sarà vulnerabile e suscettibile dell'abbandono della terra, con tutte le conseguenze che possiamo ben capire, sia in termini di perdita della nostra identità che della nostra sovranità alimentare. È facile immaginare poi che un'eventuale distruzione delle filiere agropastorali importanti della nostra economia potrebbe facilitare la conversione delle nostre terre agricole in sistemi industriali di produzione energetica. Questo è il filo conduttore che ha guidato la nostra scelta. Vogliamo chiarire alcuni punti fondamentali. Prima di tutto il fatto che siamo un comitato assolutamente libero ed indipendente, totalmente svincolato da qualsiasi partito, movimento politico o altro. Questo avvento non ha bandiere di cittadini che hanno a cuore il bene della propria terra. A quanti ci hanno accusato
di non avere fra i relatori un veterinario che potesse dare un parere scientifico, vogliamo dire che molti veterinari che abbiamo contattato hanno declinato l'invito, altri invece sono fra il pubblico e siamo certi che daranno il loro contributo alla discussione. Vogliamo ribadire che lo scopo dell'incontro non è quello di dare soluzioni alla problematica della dermatite bovina, ma è quello di porre domande. Ci si chiede il perché. E allora ribadiamo e difendiamo il sacrosanto diritto degli allevatori e dei cittadini e rifiutando qualsiasi etichetta volta a screditare il nostro comitato e i nostri relatori, che cogliamo l'occasione per ringraziare e presentare. Abbiamo con noi Daniela Falconi, sindaca di Fondi. Domitilla Fadori del Comitato Gallura contro la speculazione energetica. Cottu del Movimento dei Pastori Sardi. Raffaele Soldu e Michele Zudda. Lasciamo ora la parola al nostro moderatore, che ringraziamo, il dottor Antonangelo Liori, che coordinerà alla fine dei loro interventi il dibattito dei relatori con quanti fra il pubblico vorranno intervenire. Per questo vi chiediamo, magari per alzata di mano, di iscrivervi, verranno da voi o Alice o Maria Giovanna. Auspichiamo sinceramente un dibattito moderato, educato e rispettoso delle posizioni di tutti. Grazie ancora. Hanno scelto il peggiore moderatore del mondo perché non sono in grado di moderare niente, però ci proviamo. Ci proviamo, ecco. Voglio fare una brevissima considerazione iniziale. Noi stiamo attraversando, l'agricoltura ormai attraversa da sempre dei problemi gravissimi in Sardegna. Abbiamo iniziato con tutte le malattie possibili, io le ho prese tutte, dalla prima fino all'ultima, non io anche personalmente, ma insomma, diciamo, abbiamo prese tutte. Abbiamo visto che l'unica cosa che sta funzionando appunto sono le speculazioni di ogni tipo, badate. Però diciamo non c'è un piano, non solo questa giunta, ma nessuna giunta regionale ha mai avuto un piano organico per poter valorizzare il sistema agricolo sardo. Adesso siamo tra l'incudine e il martello. Da un lato abbiamo il problema dermatite, c'è il problema dei tassi di Trump e dell'indebolimento del dollaro, e quindi insomma una serie di problematiche effettivamente gravissime che speriamo di riuscire in qualche modo non a... Il fatto che oggi ci siano pochi veterinari, è chiaro che un veterinario della ASL deve dire ciò che la regione dice, non è che microfono cose diverse da quelle che dice la regione, mi sembra logico. Poi molti, anche io, guardate, ho 2 cugini e uno zio veterinario, quindi sul piano personale sono una cosa, ufficialmente devono dire giustamente ciò che la regione dice, ma sui vaccini i veterinari ne sanno più o meno quanto me, cioè quasi nulla. I vaccini sono materia dei farmacologi, degli infettivologi, che sono mestieri diversi rispetto al veterinario. È come chiedere a un medico di base di fare un trapianto di fegato, ecco, sono argomenti un po' diversi. Vedremo poi a fine dibattito cosa emerge e come articolare un po' l'indirizzo. Una cosa è certa, questa dermatite sta mettendo sul lastrico un mucchio di famiglie. Non abbiamo nessuna certezza di pagamenti o d'altro. Le uniche imprese che funzionano sono 4 multinazionali che appunto investono, che speculano sulla miseria ancestrale alla Sardegna. Vendiamo terreni per nulla, per metterci un po' di tutte le porcherie possibili.
Adesso do la parola, non perché sia mia quasi paesana, perché insomma, a una delle donne più intelligenti che abbiamo agli amministratori. A tutte e a tutti, grazie per l'invito a questi pericolosissimi sovversivi. Pensavo di trovare, insomma, fa sempre bene parlarne di tutti i problemi che riguardano la Sardegna, quindi vi ringrazio non solo per aver organizzato questo incontro, ma anche per avermi chiesto di partecipare, perché mi fa piacere portare la voce sia di un'istituzione, quindi quella che rappresento, che è il mio comune, ma anche l'istituzione dell'ANCI, che comunque rimane sempre sullo sfondo, e richiamerò più volte in quello che voglio dire stasera. Siamo chiamati a confrontarci oggi, cioè mi avete chiamato per confrontarci oggi su due tematiche, che è una delle critiche più grandi che hanno ricevuto e che non c'entrano nulla l'una con l'altra e sembrano lontane. La speculazione energetica da una parte, l'emergenza sanitaria che riguarda la dermatite nodulare bovina dall'altra. Però se ci guardiamo bene, se guardiamo bene a fondo, ci accorgiamo che entrambe parlano della stessa cosa. Parlano di governo del territorio, parlano delle scelte che si compiono o che a volte ci impongono e del ruolo che le istituzioni locali possono avere. Io di questo, ovviamente sono una sindaca, di questo vorrei parlarvi. Almeno il principio del mio ragionamento parte dall'osservazione privilegiato che ho amministrando un piccolo comune di montagna e guardando con l'occhio tutte le istituzioni che sta comendo, l'ha detto Angelo Liori, ma lo sappiamo duramente, una zootecnia già provata da anni di difficoltà e in particolare colpisce gli allevatori più fragili, quelli più piccoli, le piccole aziende, spesso a conduzione familiare, che rappresentano non solo un presidio economico, ma anche un presidio sociale, culturale e ambientale per il nostro territorio. In questo quadro, e torna il ruolo dei sindaci, il ruolo è cruciale, ma spesso anche profondamente incongruente. Oggi noi non siamo stati, dico come ANCI Sardegna, coinvolti in nessun tavolo regionale di concertazione per capire come comportarci rispetto a questo problema sanitario. Non siamo mai stati chiamati a un tavolo di confronto, eppure siamo i primi da sindaci a ricevere telefonate, richieste d'aiuto, proteste, paure. Sono i sindaci nella stragrande maggioranza, io ne ho girato tanti paesi nelle ultime settimane, a organizzare assemblee con gli allevatori e con i portatori di interesse e con anche i servizi veterinari per dare informazione. E sono i sindaci, una cosa di cui ci si dimentica spesso, che sono autorità sanitarie del territorio. I sindaci quindi hanno non solo la responsabilità, ma devono essere messi nelle condizioni di informare i propri cittadini rispetto alle cose che succedono. Però i sindaci non sono ovviamente né veterinari né sanitari e ovviamente non penseremmo mai da sindaci di sostituirci alla comunità scientifica, ai farmacologi o agli organismi sanitari superiori. Ciò che semplicemente noi diciamo è che non possiamo continuare ad essere responsabili senza essere messi nelle condizioni di dare risposte. Per questo abbiamo chiesto che venisse rafforzata la catena operativa tra istituzioni sanitarie, tra regioni, comuni e autorità competenti, e che venga strutturata una comunicazione istituzionale chiara, univoca e tempestiva verso gli allevatori, verso i cittadini e verso gli amministratori. Siamo stati i primi, e l'abbiamo ripetuto il giorno dell'Assemblea Rotelli, molti di voi c'erano, a chiedere un'unità di progetto sulla dermatite nodulare che parlasse con una sola voce e che non desse ogni giorno cose diverse alle persone. Un'unità di progetto dove all'interno ci fossero
tutti i portatori di interesse, ma poi che uscisse con un'unica voce per dare informazioni chiare. E sono molto contenta che oggi questa cosa dell'unità di progetto sia stata richiesta anche da molte associazioni di categoria che erano in Consiglio regionale stamattina. E non si può lasciare questa responsabilità della gestione della crisi a chi non ha mezzi per affrontarla. E non si può, d'altro canto, chiedere fiducia agli allevatori se non li si accompagna con informazioni certe e con sostegni economici immediati. E questa è l'altra cosa che ci preme sottolineare. Oggi fortunatamente è arrivata la notizia, più o meno all'ora di pranzo, il Consiglio regionale, tutte le forze politiche del Consiglio regionale si sono accordate per approvare una legge lunedì che darà ristori certi, chiari. Ovviamente aspettiamo di leggere la legge, di capire come funziona, ma non possiamo che accogliere questa notizia con molta positività, perché vuol dire che le forze politiche hanno smesso di litigare e su questa cosa si sono messi d'accordo, e lunedì presumibilmente sapremo quante risorse avremo per i ristori, come funzioneranno e soprattutto chi ne avrà diritto e come funzioneranno, perché alla fine è questo che chiediamo: notizie certe, certezza su come si movimentano gli allevamenti e su come avverranno ristori. E sempre a proposito di indennizi, a più riprese abbiamo detto in diverse assemblee, sempre non perché nei tavoli istituzionali non siamo stati convocati, che esiste un fondo PAC per le emergenze. Cos'è questo fondo? È un fondo a disposizione del Ministero solo per le emergenze. È stato utilizzato in Puglia per la Xylella, per la siccità in altre regioni italiane. Questo fondo consente di non prendere soldi dal PSR, da altri fondi di bilancio regionali o statali, e di dare immediato sostegno agli allevatori. Noi continueremo insieme, ovviamente, anche alle associazioni di categoria che lo stanno chiedendo a gran voce, e si attiva questo fondo in casi particolari, però serve, se non l'hanno già iniziato, un percorso che Regione e Ministero devono fare nei confronti dell'Europa. Tutto questo per dire che le aziende colpite, e qui ce ne sono, e qualcuna sta anche aspettando da diverse settimane, non possono aspettare per mesi. Serve un ristoro rapido, concreto e proporzionato ai subiti. E il segnale chiaro deve essere che le istituzioni sono presenti. Vediamo se saranno conseguenti e se saremo conseguenti dalle prossime. Ma se parliamo di territorio futuro, e qui ignorare ciò che sta accadendo sul fronte della transizione energetica. La Sardegna è diventata in molti casi territorio di conquista, lo sappiamo, e la presenza di tanti comitati non mi esime da ripetere determinate cose. Con progetti spesso calati dall'alto, senza condivisione con le comunità. Sono impianti che rischiano di sottrarci il suolo agricolo, modificare in modo irreversibile il paesaggio e desertificare la nostra economia rurale. Io l'esempio della desertificazione lo faccio spesso quando parlo di spopolamento. Lo spopolamento è quando non nascono bambini, la desertificazione è quando l'uomo abbandona il territorio, e l'uomo per il sono i pastori, gli allevatori e tutto il vivo la terra. Serve una pianificazione seria, condivisa, coerente con le vocazioni dei luoghi, e i sindaci devono essere parte attiva di questo processo. Non possiamo continuare ad essere consultati all'ultimo minuto quando tutto è già deciso. Dobbiamo essere coinvolti, e per conto nostro cittadini, in tutte le decisioni che riguardano il nostro futuro. Ambiente, salute, agricoltura, energia. Sono tutte facce della stessa questione, e la questione è questa: chi decide per la Sardegna? Chi disegna il nostro futuro? E io lo dico anche dopo tutto quello che è stato detto in questi giorni per questo incontro di oggi, sperando che non si percepisca come una polemica, anzi, attrice di un piccolo comune di montagna da 15 anni, faccio l'amministratore, quindi è una deformazione quella di cercare sempre il dialogo e il confronto. E poi è anche un aspetto caratteriale che anche quando non la si pensa allo stesso modo bisogna sempre cercare
un confronto per una soluzione. E voglio arrivare al punto, mi avvio alla conclusione, politico-istituzionale che vorrei che restasse da questa serata. La Sardegna ha uno statuto di autonomia speciale, ma spesso è un'autonomia solo ed esclusivamente sulla carta. Molte norme attuative non sono mai state approvate, molte competenze sono solo teoriche, molti poteri sono formalmente nostri, ma non esercitati perché mancano le condizioni e le risorse. Io credo che il tempo, e non è brutto che lo iniziamo oggi o lo inizieremo, e spero che inizi dopo le vacanze o al più presto, di aprire un grande confronto sullo Statuto sardo, sulla sua attuazione reale e sulla necessità di aggiornarlo, di rivederlo e di renderlo finalmente uno strumento vivo, utile e moderno. Non possiamo più essere un'isola autonoma nei documenti e dipendente nei fatti. Non possiamo difendere il nostro territorio senza gli strumenti per farlo. E serve quindi una grande stagione statutaria. Io do questo senso alla giornata di oggi. E serve un'alleanza tra comuni, regione, ma soprattutto con i cittadini per affermare il diritto della Sardegna a decidere il proprio futuro. In questo percorso noi amministratori locali dobbiamo avere la forza della responsabilità di essere un ponte tra la comunità e le istituzioni, ascoltando i bisogni, traducendoli in proposte, costruendo soluzioni condivise. Dobbiamo anche saper dimostrare, e parlo a me stessa e anche agli amministratori che vedo, che si può mantenere il conflitto dentro i confini della civiltà e della democrazia. Rivendicare non significa alzare la voce, ma alzare il livello della politica, e far valere determinati diritti non vuol dire chiudersi, isolarsi, ma fare alleanze. E allora concludo davvero una frase che vorrei diventasse una di questo mio e magari anche nostro impegno. Autonomia non è una parola dello statuto, è la capacità concreta di prenderci politici di alto livello, ma non è così. Non è così automatico. Stiamo parlando del nulla. Altra cosa, gli organismi superiori di sanità, ma potete fare qualunque tipo di ricerca, l'OMS per l'86% è finanziato dai Big Pharma, l'EMA è finanziato per l'80% dai Big Pharma, la FAO è finanziata per l'80%, quindi sai, è come mettere una bigiataria a fare la legge sulla bigiata. Quindi, troppo fantastico, occorrebbero organismi sanitari indipendenti, e non lo sono dipendenti dalle Big Pharma, e occorrebbero un livello che non abbiamo. La parola non abbiamo, ma anche il livello diventa una parolaccia con questi politici. La parola adesso a un altro mio quasi confinante, Priamo Cottu del Movimento Pastori Sardi. Saluto a tutti e benvenuti. La Sardegna, la terra nostra, è un'isola, e tanto da un'ala da zattera arriva da pestilenze. Isiene maladia cosa gente. La maladia suni, se poi arriva da pannello fotovoltaico e parasi unicas. Se non è stosa e scrasa, hanno a diventare carchi organismi de immondezza e creano le malattie. Queste sono le leghe, il bisogno da ose e il mutile a questo macchinario. La malattia delle basi, veste in questa dies, hanno scherzato un mese. È una cosa che la sanità sarda ha dentro troppo ritardo. Non si deve occupare immediatamente. Ai mezza tre zone dove è capitato, hanno cancellato direttamente sul tazzo di un difetto. Risarcito sul tanto di che risarcito e bloccato la malattia. E noi invece se chiude uno responsabile di ripiedare giusto, la disattento.
questi stavano su coordinamento con su restante della sanità e la malattia si spropagava. E chissà poi è spartita sul centro della Sardegna. È chiaro, le cose all'ANAS sono ben diverse dalla resistenza dei territori italiani su cui usavo. Su contatto su bestiame immediato, giornaliero, e poi si propaga di più. Lo sport sardo sono suni bene tutelato, non è controllo per un genere. E poi questa cosa, al veterinario lo stelle ne porta, si è sa, o si è laure a fare un controllo del benessere animale, anche lo puoi avere un pilota di terza media. Questa situazione, sai. Teniamo il veterinario, gli agronomi parcheggiato e noi sul traballo, ovunque una parte sola della vita, hanno traballato e sono preposti a fare, hanno studiato, la competenza di solo, a andare in campo, i sopravvivere, a traballare, come te vi sto usando. Nonostante tutto, sicuramente le malattie si propagano con ande a sopravvivere, sono cose, tutto l'anarzo. A fronte di questo, i tedeschi in Sardegna, appena aveste un sviluppo di un grado di percentuale del prodotto del popolo sardo, e questo passa male. È successo nel 78, ma lo sport è che sta andando 40 anni. Bisogna oire tutti i sirvoni. I sirvoni sono decupificati e sono plusano di lo sport di Sardegna, sul battore di Poeni, sparia questa suina. Sul battore di Poeni è una richiesta, una percentuale valida, può non soddisfare, può non produrre. Insomma, questa malattia sono quelli che vengono a creare diseconomia. Scusate. Non ha risultato, il vaccino è tanto e non ha risultato. Ha risultato si è trasformato in pastore, in allevatore, si è trasformato in ambiente. I terrenari, non mi espruso, cosa reapa, i sosovili, creavano l'aumento della fintula, i veicolavano. In Sardegna, e te me da pure. Adesso hanno tutto salvato su mangime e su eno, che prima non conosceva. Adesso fa bisogno un morbillo, una peste, un morbo, e poi può posare incentivare a questa non produzione. Bene, poi abbattiamo tutto il bestiame, poi risarciamo tutto quanto. Sanidade. Bene, oggi collaborano la sanità e i vari assessori della sanità e dell'agricoltura vanno a traballare per usarsi a fare sul veterinario. Non lo mantengono a correre sui servizi. Questa è la gestione. La gestione che è tutto questo, per tutto sta arrivando di altro da vari sport. È possibile non riusciamo a controllare tutto sta arrivando e inquina sul terreno nostro. Quale motivo questo sport suoni
un mandato da altra gente e non da gente sarda, da sul sindaco e da tutela sul territorio? Questa è una domanda che non dobbiamo rispondere tutto quanto. Dobbiamo arrivare a esigere noi bisogno di aumento del suo benessere, non da barrare, ma se sempre un nottugato. No, non lo dobbiamo accettare più. A questo non è problema. Questo è stabile all'interno. Girare a fondi suso e mono. Grazie. Grazie a tutti. Un'altra cosa grave è un fatto politico, perché è vero che dice Priamo, le malattie arrivano da 3 porti che abbiamo e la colpa sembra di chi la prende. Cioè, colpevolizzano l'allevatore, sembra che l'abbia portata a lui. Non sei mica. E poi l'altra cosa ancora più grave, nata anche Daniela Falconi, è questo comportamento nazista. Avanzare un dubbio se è un criminale, ti chiamano, insomma, veramente stiamo vivendo un momento difficilissimo. Altra cosa che ha ragione io ho 35 anni, in 40 ho vacche. E proprio quando stavo iniziando a guadagnare, boh. Grazie per aver invitato. Noi ci siamo fatti la fama di essere un comitato che lavora e quindi alcuni allevatori si sono rivolti a noi per essere affiancati, per interessarci di questo problema che apparentemente è distante dalla speculazione energetica, ma in realtà è strettamente connesso. E noi umilmente abbiamo fatto come facciamo sempre. Prima di tutto abbiamo cominciato a cercare di informarci. Io sono andata a degli incontri di associazioni di categoria e ho ascoltato. Come del resto abbiamo iniziato a studiare cose che non sapevamo, che nessuno di noi sapeva, perché siamo volontari, cittadini normalissimi, gente che faceva tutt'altro. Io vorrei quindi trasferire contro pale eoliche e pannelli, contro speculazione energetica, della svendita della Sardegna diciamo, alla finanza internazionale, agli speculatori internazionali, perché niente di ecologico c'è in questo processo. Noi vorrei trasferire quello che noi abbiamo imparato nella nostra battaglia al problema, all'assalto, all'attacco che sta subendo adesso l'allevamento, il comparto dell'allevamento in Sardegna. Noi abbiamo bello, perfetto, giusto. Una marea di lavoro con l'aiuto dei nostri addirittura dei dati che possono rendere questi progetti invalidi, che possono regionali, mentre troviamo spesso degli allicini al sentito dei loro elettori, ma a livello regionale purtroppo no. A livello regionale siamo stati ignorati completamente quando abbiamo presentato una proposta di legge popolare e tuttora non veniamo ascoltati. Vi faccio un piccolo esempio. Noi abbiamo trovato
Sarcinano abbiamo trovato un modo per riaprire diventeranno 20. Noi abbiamo lavorato e abbiamo riaperto la questione, abbiamo procurato dei documenti che ci hanno consentito di fare prima una richiesta di annullamento in autotutela, poi un esposto alla procura. Abbiamo degli elementi seri, li abbiamo proposti alla Regione affinché si affiancasse a noi, riaprisse questa vertenza e difendesse la Basilica di Saccargia. E sapete qual è stato il risultato? Più fiducia nell'amministrazione regionale, se mai qualcuno l'avesse avuta. Ne sentiamo soli, ma in un certo senso ci danneggiano, cioè sono alleati col nemico, ce lo chiediamo. Comunque non sono al nostro fianco. A questo punto io dico, noi ci sentiamo di dire agli allevatori, state attenti a tutto quello che vi viene imposto, a tutto quello che vi viene proposto come giusto, perfetto e risolutivo. Io ho partecipato a 2 riunioni di associazioni di categoria e tutto quello che sono riuscita a sentire sono state frasi, forse, vedremo di fare delle... Voi intanto vaccinate, poi ci saranno deroghe, sì, vi aiuteremo, fate come volete, ma sappiate che se non vaccinate chiuderanno la Sardegna per 10 anni e non uscirà più una vacca. A me questa non sembra informazione corretta, io non sono un'esperta, però ho assistito a una comunicazione ricattatoria e soprattutto a dei dati irrisori. Non ho visto un foglio scritto, non ho visto studi, non ho sentito risposte chiare alle domande che sono state fatte. Ho sentito frasi come fate come vi pare. Ho sentito la responsabile dell'ufficio Confagricoltura di Bruxelles che ha detto sì, fino all'anno scorso l'olandese cercava di affossare l'allevamento, noi stiamo cercando, cioè noi ho sentito dire da un certo signor Franco Sgarangella che questa malattia non dovrebbe stare in categoria. Ma e c'è. Allora mi chiedo, ma dove stava messa in categoria A? Perché non ce l'avevamo in casa, allora andava bene metterla in categoria. Dove stiamo andando? Senza saperne nulla vi dico state attenti e recuperiamo tutti quanti
Ugolino erano una cosa seria, cioè delle favole per bambini su come è arrivato questo virus attaccato ai carri delle ruote dei greci che sono venuti alla manifestazione della protezione civile, ma su il famoso virus volante che attraversa il mare. Siamo al paradosso. Dobbiamo pensare con la nostra testa, recuperare il pensiero critico e il libero arbitrio. Questa è l'unica cosa importante. E la speculazione è l'altra faccia, come diceva la nostra sindaca di questa orrenda situazione, perché come gli allevatori saranno alla fame, arriveranno i signori che